Una luce al termine della notte. Dopo i lockdown, dopo le clausure, dopo il coprifuoco, si riparte da quel che resta. Le piazze, le strade, i parchi, le vetrine. Vicenza vuole riaccendersi, vuole tornare a vivere e lo fa con la musica, con i concerti, con l'arte. Un rinascimento dopo la lunga notte dell'epidemia. È ripartita la stagione della danza, hanno riaperto i musei che stanno andando anche molto bene, ritorna la Basilica completamente perché dall'11 giugno riapre la terrazza sulla Basilica Palladiana, torna in una versione, devo dire, veramente speciale, nuova completamente, Festival Jazz, che torna dal 1° al 9 luglio e per la prima volta è non solo nei luoghi classici, musei, ma soprattutto nei parchi ed in giro per la città. A luglio, con il jazz protagonista delle strade e delle piazze di Vicenza, i locali della città potranno organizzare momenti musicali con il comune che pagherà la SIAE. Aiuti, agevolazioni del post-Covid per tornare alla vita. Il 20 e il 21 giugno la Festa della Musica aprirà la stagione estiva della cultura con tantissimi eventi all'aperto, con più palchi, dal giardino del Teatro Olimpico al Parco Quirini fino a Campo Marzo, che deve tornare a essere uno dei centri di gravità di Vicenza. E proprio a Campo Marzo verrà installato un palco fisso. Un palco che lasceremo lì, non so se tutta l'estate o comunque una buona durata dell'estate, nella quale si potranno alternare spettacoli di vario tipo, perché è un parco che quando si va a vedere e ci si toglie un po' dalla brutta immagine che ha avuto negli ultimi anni, è un parco in realtà bellissimo, è un polmone verde della nostra città e quindi abbiamo deciso che si presta anche a un ritorno di eventi culturali.